Alla Coop, tante occasioni di risparmio. Fino al 7 dicembre carta igienica originale Scottex scontata del 50% e tante altre offerte vantaggiose. Nei supermercati Coop Consumatori Nord-Est. Eccoli qua, un porto di mare, una cosa incredibile. Eccoli qua, eccoli qua. Oh, oh, ma chi siete voi due? Cosa fate qua dentro? Chi vi ha ma chi siete? Oh! Ma vaffa. Igor. Senti, ma c'era qualcuno qua? Ho sentito, ma hai sentito anche tu? Ma per aver sentito? Sembrava. Okay. Mandi Biel! Comincia l'avventura della Minerva in B2 e tu non puoi mancare. Seguici su Telefriuli. Città Fiera non solo shopping ma anche volley femminile, mercoledì alle 22:30 su Telefriuli, il meglio delle ragazze della Città Fiera Martignacco, seguiteci. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandi Biel, che siamo due puntini ma visti da lontano, che attraversiamo il fuoco con due mojiti in mano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, Mandi Biel, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandi Biel. Buon pomeriggio, ciao caro Poma, come stai? Ciao, dammi la mano, Mandi Biel, come stai? Come stai? Direi benissimo. Mercoledì 7 dicembre, si avvicina il Natale. Io lo sento nell'aria. Alza un po' il volume, Già l'arrivo della neve, Babbo Natale, tu cosa chiedi? Oggi anche Sant'Ambrogio. Oggi è Sant'Ambrogio, quindi salutiamo anche tutti i milanesi che sono alla fiera di Sant'Ambrogio. Federico, Sant'Ambrogio è una fiera incredibile, vero? Però potevamo anche andare, cavolo, Domani? Ok, Fede è un amico, dopo Fede è un amico? Fede è un amico. Tu allora vai sempre in fede? Io vado sempre in fede? Certo, vado sempre in fede. Bravo. Certo. Bella, bravo. Allora, quindi abbiamo tantissime cose da dire quest'oggi. Secondo me, caro Telefriuli, non ci basta un'ora e mezza. Mandi Biel oggi dovrebbe fare, che ne so, 2, 3, 4 ore circa, perché abbiamo arte, abbiamo musica, abbiamo spettacolo. Abbiamo poi lo zio Muto, devi stare. Muto. Bentornato. Intanto Muto, però devi stare. Buon pomeriggio, posso dire. Non potevi dirlo! Questo è un fuori, non dovevi dirlo. Ok, siamo in diretta. Quante volte te l'abbiamo detto che Muto devi stare? Ok. Sono arrivate tantissime mail comunque a mandibiel@telefriuli.it di complimenti anche al programma ma anche allo zio, quindi complimenti. Piaci, zio, in TV piaci. Posso dire una cosa? Devi dirla. È lo zio che si manda le mail da solo. Non ci posso credere. Io me lo svelo. Allora, caro Poma, oggi cosa facciamo? Vai a braccio. Oggi mi spoglierò davanti a tutti, ci credete o no? Stare, se l'audience deve andare su, però non lo so se è il caso. Il poma nudo, ma c'è una cosa, guarda, pazzesca proprio. Allora, oggi parleremo di bodybuilding. Quindi c'entro qualcosa? Senti quel bodybuilding secondo me. Sì. Molto body, poco building. Fai una mossa di quelle robe di bodybuilding così, prova a farla. Se faccio una mossa buco lo schermo, voi lo sapete, io la faccio, Vai. Scusatemi da casa se bucherò lo schermo, entrerò dentro di voi, sarà stata colpa di qui di Nino D'Angelo, Vai. 3, 2, 1. Bellissimo, da Dio. Poi parleremo di musica rap. Sai cos'è la musica rap? Addirittura. Sì, sai la musica che rappa, yo. Però non muoverti troppo perché tuo papà ti sta riprendendo di continuo. Ma se devo fare il rap, tu sei molleggiato qui in televisione. Sai che in televisione devi stare tranquillo, fermo, immobile. Poi parleremo quindi di musica rap, presenteremo un rapper prodigio. Io oso dire che è un rapper prodigio, ok? Quindi dopo andremo anche a svelare chi è questo
questo prodigio Esatto, di rapper. esatto. Poi parleremo anche di musica, di danza, parleremo di yoga, lo sai che la gente ha bisogno di meditazione, di star tranquillo, hai capito? Cioè come stiamo Anche io e te. esatto. Sono mesi che stiamo tranquilli io e te. A proposito di tranquillità, volevo salutare Loris Fabbro direttamente da Ortisei in vacanza sciistica con tutta la famiglia al completo, quindi salutiamo Giuliana. Ciao Giuliana. Salutiamo anche due teppisti. Chi sono? Giovanni e Nicolò. Peccato che a Ortisei non c'è la neve, ma comunque insomma un dettaglio. Ma la sparano. La sparano? Sì, La sparano. sì, Quindi la sparano. Loris ha fatto sparare neve ovunque. Bravissimo. Non è finito perché parleremo anche, l'ho detto, di yoga, ma parleremo di musica. Ci sarà l'angolo supersonico anche dopo. L'angolo supersonico parlerà di... Posso dirlo? Puoi dirlo. Parlerà anche di Giovanotti. Pensate un po', sapete che ha il concerto lunedì a Trieste. Fede, andiamo? Ok, bene. Quindi parleremo un po' di tutto. Cioè tu dici a Fede andiamo e io lo zio cosa facciamo? Rimaniamo a casa? No, Dimmelo. Potete venire anche voi, non c'è problema. Sì, hai capito, però mutuo devi stare, possiamo venire anche noi. Ma loro non sanno che noi saremo lì insieme a Giovanotti invece a fare le comparse, ma mute, zio, mute. Sempre mute. Caro Poma, voglio ricordare un'altra cosa, che oggi per la prima volta lanceremo un sondaggio. Posso lanciare il sondaggio? Puoi lanciare, lancia il sondaggio. Quella lì era la mia penna. Dovevo rendere l'idea, no? Dovevi rendere l'idea. Sì. La prossima volta lancerò te. Ma perché? Per rendere l'idea. Ma cosa c'entra? Allora, amandibiel@telefriuli.it. Vai Poma. Il sondaggio volevi lanciarlo tu e adesso me la palleggi. No, io ti dico che oltre a mandibiel@telefriuli.it potrete scriverci anche sulla pagina ufficiale di Facebook Mandibiel, quindi cliccate anche mi piace, clicca. Benissimo. Pure il cane si è mosso. Il cane si è mosso. Allora, anche. torniamo al nostro sondaggio di oggi. Un desiderio. Mandibiel può esaudire questo desiderio? Richiedetelo, ok? Se avete un desiderio dovete fare questa richiesta a Mandibiel. L'importante è una cosa però. Scusa, se no non ci capiamo. Mandibiel@telefriuli.it, prego. L'importante è una cosa. L'importante è che non ci chiedano soldi. Questi soldi non c'è. Perché solo una persona potrebbe, che viene dalla montagna magari, potrebbe stampare tanti soldi. Soldi per tutti a Natale, sarebbe bellissimo. Chi sarebbe ci questo? sta? Monti. Ah, Monti! Ma dopo parleremo anche di Monti, ovviamente. Ne hanno parlato tutti. Ce ne hanno Vuoi che promesse Mandibiel- tante, ce ne hanno. Sarebbe bellissimo, no? Mamma Tutti gli mia, italiani è vero. che stampino tanti soldi, così faremo girare l'economia, no? Certo. Soldi per tutti. C'è un ospite? I soldi? Questo tipo porta a porta però, Cioè, hai chiesto il permesso a Vespa? Non sai che sono quello si incazza, comincia a far così. Va bene, magari fa anche così. Sì, Ma esatto. pezzi, ma cosa stai combinando? Lo so, pezzi? lo so. Comunque, Nemmeno io lo so a volte. tu lo sai, caro Igor, che siamo anche in diretta mondiale sul sito udineeventi.it? Udine20.it. Sì, quindi andando sulla pagina di Udine Eventi, www.udineventi.it, potrete guardarci via streaming. Via streaming, una cosa molto importante perché molti durante questa settimana hanno richiesto le repliche, perché Mandibiel va anche in replica. Vogliamo ricordarlo perché potete andare sul sito udine20.it, udine20.it e quindi lì vedete in replica, in streaming tutta la puntata. Ma ovviamente la replica c'è anche questa sera. Questa sera alle ore 23:30 circa. Esatto. Dopodiché domani su Telefriuli +1, quindi 25 ore dopo ci troverete sempre su questo fantastico schermo, sempre Esatto. non fare questi gesti. Qua, esatto, era per dire che siamo qua. Altrimenti domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio alle 14:30. Tra una partita di calcio e l'altra. Esatto. Noi ogni tanto spuntiamo. Tra un Alexis Mandibiel. e una Spangaro. Insomma. Ci inseriamo noi. Bene, mi piacerebbe spuntare te. Comunque salutiamo il direttore perché il direttore è rimasto a casa oggi. Come mai? Perché non c'è 2 senza 3, noi siamo qui per la terza volta, potrebbe non esserci una quarta, quindi il direttore ha detto, di io solito- rimango a casa se no li pesto. Di solito il quarto viene da sé, voglio Di dire. solito, ma in questo caso qui io gioco all'otto intanto e mi ravano, Posso ravanare? Certo, ravana. Allora, ricordiamo ancora il sondaggio. Mandibiel@telefriuli.it e scrivete il vostro desiderio. Vediamo se Mandibiel riesce ad esaudirvelo, perché no, non si sa mai. Caro Puma. Lo diciamo, la scorsa settimana avevamo annunciato un qualcosa, una gossipata avevamo fatto tra Kevin Prince Boateng, noto centrocampista attaccante del Milan, con
La Melissa Satta, la ex Melissa. di Bobone. La Melissa Satta. Satta, lei satta ed è sattata perché è ufficiale, li hanno pizzicati a Milano, mano nella mano, Sì. e si scambiavano qualche Bacetto? qualche limonata. Ma si può dire? Si può dire. Quindi è ufficiale, avevamo dato la notizia mercoledì scorso e guarda il Natale porta incredibile, è incredibile, porta questo a loro due. A che incredibile. cosa porterà il Natale? Non lo so, io spero che mi porti qualcosa. Il carbone no, perché ho fatto il bravo. Una bella limonata magari. Ho fatto con lo zucchero però, Senza. Dopo parleremo ovviamente anche di alimentazione con il nostro culturista che dopo andremo a presentare, ma ciò che ti volevo dire adesso, caro Poma, lo sai che oggi possiamo giocare con le rime, giocare con la musica, con le battute, lo sai? Ma io e te? Io O e tu te e me? non so se siamo capaci, però c'è qua un ragazzo che è in grado, Ma un Sei ragazzo? pronto? Un ragazzo? Sì, facciamo un'anteprima come i veri e poi ti presentiamo, ok? Sei pronto? Attenzione, vai, così. 3, 2, 1, mandi via. Vai. Mandi Biel, sì. Bella Igor Pezzi, son felice che mi apprezzi e mi svezzi. Faccio freestyle qui insieme a Poma, che anche lui è un genio in ogni suo cromosoma. Io ti dico, se avete una pausa non c'è problema, potete chiamarmi in causa. Ok, sono bravo a fare le rime, non voglio finire. Se mi chiedete qualcosa, trovo qualcosa da dire. È incredibile. Ma questo non si ferma più allora. Allora fuori il tempo, fuori il tempo. Eccoci qua. Muto, tu devi stare perché il reppettaro noi ce l'abbiamo qui a Mandi Biel. Hai capito? Va bene? Questo qua, Sega ha detto, vuole Sega, un boscaiolo è diventato lo zio. Lo sai che è originario Lo di zio un boscaiolo. insomma, è vero. Vogliamo ricordare però anche i nostri partner, visto che siamo nella parte Tutti i lo zio nostri che partner, sega. tutti i nostri partner, perché ricordiamo gli amici Urbanaria, questo fantastico studio, è tutto grazie a loro. I dipinti di Giordano Florianci, io ce l'ho sempre qui, ormai è come un santino per me, il mitico Giordano. Grande artista, Giordano. Ti bacio, ti bacio in diretta, Giordano. Vai. Po' schifo mi fai, però Ma non ti si voglio dice! bene. E vabbè, ma io non bacio gli uomini, dai, Beh, però hai visto la un bacino cartolina? sulla fronte. Caro Giordano, ti ho baciato, mitico. Poi che abbiamo? Abbiamo, grazie alla nostra Infostar, la tecnologia, all'avanguardia qua, 2 computer, incredibile. Quindi welcome Infostar. Esatto, welcome Infostar, io posso vedere quello che fa il Poma può vedere quello che faccio io. In caso E alla fine ci spiamo, cioè, Esatto. privacy zero. Esatto. Poi salutiamo anche chi ci veste, lo diciamo. Possiamo O chi dirlo? tenta di vestirci. No, lui ci veste bene, dopo Sì. siamo noi che... la camicia bianca oggi, scusa. La camicia bianca l'hanno usata per spolverare lo studio, caro Igor. Ma è vero questa cosa? È verissima. Oh, mamma mia. Secondo me è stato Daniele. Daniele? Sì. Daniele Paroni. Sì, è stato lui. Dopo faremo un processo in diretta. In diretta, qua. Qua. Benissimo. Poi dobbiamo salutare anche il nostro DJ, giustamente, ben arrivato, tutto pronto? Ma Sei pronto? allora è un DJ? È ufficiale? Diciamo di sì, c'è uno che mette lì i dischi e È sposta il disco all'altro. È iscritto Empals, Ma certamente che è scritto Empal. è un DJ quindi. Certo, è un DJ. Mamma una mia. parolona grossa. Mamma mia, salutiamo anche gli amici della Simpla che ci hanno fatto queste fantastiche scritte, ci hanno dato il portaombrelli, Per esempio, certo. Poi chi vogliamo salutare? Salutiamo tutto il Friuli. Io volevo salutare anche Totò a questo punto perché ci offre il caffè sempre. E allora lo beviamo subito? Beviamolo subito, dai. vai. Oh, dai. In due rate, come sempre. Ok. Buon caffè a tutti. Bellissimo, Pensa che Scottava il tuo? Scottava da Dio, infatti devi fare sempre... Scottava da Totò, perché Totò è un dio, ricordiamolo. È il vice capocannoniere e lui paga. Il vice capocannoniere della Serie A. Campionato di Serie A. C'è la regia che ti sta chiamando, che vuoi? Regia, cosa vuoi? Un po' di caffè? Vuoi un caffè? Vuole un caffè? E allora Ok. aspetta che te lo faccio mandare su da Federico. Ok. Mandami lo zio con 2 caffè. Benissimo. Se lo vuole bere con lo zio. Guarda che la regia secondo me è un po' ambigua. Vuole te. Vuoi andare? Non Però devi stare rispondere. muto, devi stare muto. Non rispondere. Vuoi andare o non vuoi andare a bere il caffè con la regia? Quello zio vuole andare, magari dopo la pausa. Sì, perché oggi abbiamo veramente tantissime cose con le quali interagire assieme a voi. Ricordiamo anche le coordinate, mandibiel@telefriuli.it, ma ricordiamo che potete anche chiamarci allo 0432 57 35 17 in diretta. Potete chiamare e dire la vostra. Potrete anche insultare Igor Pezzi, Potete sempre solo lui. anche dire cosa pensate del Poma, che dopo farà un confronto con Io un culturista. voglio fare un famoso, confronto con Markel, colui che quest'oggi riempirà tutti i buchi, perché qua di buchi ne facciamo tanti, Quindi tu vorresti rappare insieme con lui? Vorrei rappare insieme a lui, ma dopo aver detto che
L'altro giorno, Sì. io volevo appendere le scarpe al chiodo. Le scarpe quali? Le scarpe da calcio, perché ero uno sportivo una volta, caro Igor. Adesso fagli E un'inquadratura. cosa è successo? Cosa è Fagli successo? un'inquadratura. Lui Cosa è è uno successo? sportivo? Dimmi. Picchettando questo chiodo mi sono picchettato il dito, quindi cosa è successo? Che non ho messo le scarpe al chiodo e sono dovuto andare dall'oculista, quindi sono due cose che dovrò fare in futuro. Incredibile. Appendere le scarpe al chiodo No, e andare anche dall'oculista nuovamente. Ma comunque insomma vedrai che dopo qualche consiglio te lo diamo. Se volete dare qualche consiglio al Puma per questo potete farlo. Sicuramente alle nostre coordinate sovraimpressione. Non voglio i consigli su dove ti vai a fare i capelli, perché mi arrivano le mail, continuano ad arrivarmi da parte di Michelangelo. Tu sei anche, invidioso. Guarda, invidioso di guarda cosa? la ciuffa, guarda la ciuffa. Allora, guarda la ciuffa. sei mezzo Nino D'Angelo Ma perché? Ma non e è mezzo vero. Klinsmann. Ma non è vero. Zio, ti do la parola solo per un secondo. Di la tua sui capelli dico, di la tua. Nino Non D'Angelo. toccare il tavolo però, Sei uguale a Nino D'Angelo. Ma la sei vuoi uguale, dire? ma fotocopia Nino Io D'Angelo. me ne vado. Oh, ma hai ragione. Hai ragione. Quindi, Ma hai ragione, sì, sui ma- capelli di questo disgraziato. CM prenota che andiamo, dai. Cosa allora. possiamo dire? Puoi dire qualcosa sui miei capelli? Ti prego, Marco, ma sei sicuro? Non è che sei ti ha sicuro? pagato e non vuoi dire nulla sui capelli, eh? No, gli ho offerto un caffè. Anzi, no, devo offrirglielo Ti ha ancora. fatto il caffè, ma diciamogli qualcosa sui suoi fantastici capelli, non sui miei, sui suoi. Ok. Questa volta parlerò bene dei tuoi capelli, non di quelli di Poma. Ok, sì, tu hai almeno una bionda chioma. Hai almeno una bionda chioma. Grazie. Ok, capelli come Nino D'Angelo. No, Sì. non è vero. Come no? Oh, ma Nino D'Angelo ha detto non è anche vero, quindi è vero, assolutamente. è ufficiale, No, è ufficiale. è Comunque, incredibile. grande incredibile Marco. ma è ufficiale. Tu Va volevi bene. darmi qualche altra bella notiziola, qualche Sì, altra io gossipata? volevo salutare, mi fai un primo piano un attimo, scusa, volevo salutare Mania Parrucchieri perché mi ha fatto i capelli giusti questa volta. Mania Parrucchieri, saluto, ok, sono degli amici. Allora, la mania per fare le cose belle. Tu non puoi andare, Poma, e sei geloso, lo Io so. invece saluto tutti i Cosa? parrucchieri del mondo, anche se non posso andare, vi stimo, vi amo, una volta mettevo il gel anch'io, anche se vi sembrerà incredibile, ma una volta lo mettevo anch'io il gel. Non ridete, È vero. non ridete. Io vi prometto, un giorno vi porto una foto del Puma quando avrai i capelli. Lo possiamo fare questo, Puma? Cappellone? Sì, dai, Puma cappellone. Ci sta. Oh, no. Comunque, a proposito di capelli, dovevamo finire di salutare colui che ci veste, visto che di capelli anche lui se ne intende. È vero, il grande Tobia, lo salutiamo, certo. Ciao Tobia, un bacio. Tobia, qua. non salutiamo tua mamma, non ti preoccupare. No, la Bruna non no, si tocca, non non si si può saluta, salutare, non si perché può salutare. lo ricordiamo che la Bruna è un'amica di Mariutte. Certo, lo so. Caro Igor, io voglio dedicarti un pezzino. Dimmi. Posso? Certo, vai. Caro Ivan, quel pezzo lì voglio dedicarlo a Igor. Quello lì, quello lì. Stanno quello lì. arrivando dei messaggi anche via Facebook di complimenti, soprattutto a Marco, i complimenti. Che cosa volete fare? Scusate, dobbiamo mandare un contributo importantissimo adesso, non rovinate, che cosa fai? No, voglio dedicarti questo pezzino. Sentiamo. Ivan, Caro. 3, 2, 1, pezzino a Igor Pezzi. Caro pubblico, senti qua. Cos'è stato? Fantastico. Adesso me lo ricordo, dammi la mano. Dammi la mano. Davanti allo zio la mano. Ok. Taglia zio, perché noi ci vogliamo bene. Taglia. Vai. Ah. Mamma mia, bellissimo. Venerdì sera, questa era la sigla, partiva tutto. Me lo ricordo. Bene. Puma. Lo diciamo. Io sento qua alla mia sinistra un calore. E ma cosa c'è? Sta fremendo. Una stufa pallets. No, molto di più. Molto di più. Il nostro ospite di oggi. È arrivato già, non so, è già la Befana, hanno pronto il Pignarol qui nello studio di Telefriuli. Ti dico solo che è Mister Universo. Cazzo. Ma dopo ti dirò di che cosa e che cosa ha fatto. Ok? Mister Universo. Quindi per la tu prima donne volta- mai, Ma scusa, oggi Tranquillo. non preoccuparti che c'ho anche Miss Universo, ma la porterò, è vero, poi Fede, guarda che c'ho anche Miss Universo io, Anzi no, Miss Italia nel mondo, Aspetta, scusa, a quello Miss che nel dici. mondo. Sì. Quindi dopo parleremo e presenteremo questo calore che io dalla mia sinistra lo sto. Comunque il Fede è uno che ti aiuta a spingere, mi pare, In che senso? No, quei moti non si fanno. Ma Tranquillo, scusa, ma fatevi gli tranquillo. affari vostri, mamma mia. Tranquillo. Ok, allora, un bel consiglio per Poma, so io dove mandarti a tagliare i capelli. Questo era un po' ironico, questo messaggio. Chi che è era arrivato. questo che Questo qua si chiama Paolo. fa Non so- ironia? Non lo so chi è, si chiama Paolo. Ma Paolo. spero che non sia il Paolo che conosco io, Non lo so. Caro Paolo. Allora, ricordiamo un'altra cosa molto importante, i vostri sondaggi, visto che stanno anche arrivando le prime mail a mandibiel@telefriuli.it. Il sondaggio di oggi. Poma, vai. Mi raccomando, se avete un desiderio, se avete qualcosa veramente da
da avere per Natale, ma non solo per Natale, per sempre. Chiedetelo a noi, chiedetelo a Mandy Biel, perché noi con l'aiuto di Terasso vi porteremo il desiderio a casa vostra. L'importante è che non si chiedano magari... Lo inoltriamo a Mario Monti e poi... Lo inoltriamo. Lo inoltriamo, sai, mail inoltra. Ma io ti ho già detto la mia. Stampiamo, Monti, stampiamo. Mario e Monti, stampiamo. Certo. Bene, Poma, è arrivato il momento del primo contributo di oggi di un altro nostro grandissimo collaboratore che è il Supersonic Studio, quindi salutiamo Franz e vuoi dire due paroline? Il mitico Franz. Vai. Diciamo subito che aspettando appunto Giovanotti che arriverà a Trieste abbiamo un contributo di queste fantastiche band, la Ladies Bags e la Revolvers, con due contributi fantastici di questi ragazzi che vanno da un'età compresa dai 12 ai 16 anni e danno veramente spettacolo. Quindi regia, avanti con il contributo Supersonico. Eccolo, questi erano i Lady Bags, età media 15 anni, hai visto che fantastici, con questa canzone incredibile di Giovanotti, bella, era bella. Era veramente bella e ovviamente Supersonic dà la possibilità a tantissimi artisti di esibirsi e ovviamente di crescere e di tuffarsi nel mondo dello spettacolo. Quindi grazie al Supersonic. Chiaramente oggi c'era Giovanotti perché Giovanotti... grazie anche alla Casa della Musica di Monfalcone, lo ricordiamo. Cervignano del Friuli. Cervignano del Friuli. Certo. Un contributo a Giovanotti anche perché la nostra sigla, diciamolo, come dice Fiorello, diciamolo. Chi è Fiorello? È un ragazzo così che ha appena iniziato a fare TV e per caso ha fatto così un po' di ascolti, ma insomma niente di Ma lo conosci? Certo. Me lo saluti? Certo, ma più che volentieri. Comunque, visto che noi esaudiamo tutti i vostri desideri, arrivano anche le prime chiamate, Carolina. Oh, bene. Sentiamo, pronto? Pronto? Ma ci telefono da casa. Pronto? Chi è? Però sono Checco da Cerignola. Oh, Checco! Ciao Alessandro. Ciao Checco! Come stai? Io sto molto bene, noi sappiamo che tu hai tantissimi desideri nel cassetto, noi siamo qui per esaudire i tuoi desideri e quelli di tutti i telespettatori di Mandy Biel. Guarda, qua va tutto bene, sai che fra un po' vorrò trapiantarmi dalle due parti io. Addirittura? Sì, perché mi piace, cittadina bella, tranquilla, la gente simpatica, cordiale. È cordiale la gente. Hai mangiato il frico? L'hai mangiato il frico? Frico è buono anche la cucina, mi piace, tutte cose naturali, genuine. Ma senti, ma verrai con tua moglie o verrai da solo? Mo c'è un piccolo problemino, sai che noi abbiamo una macelleria, gestione familiare, con mia moglie, stiamo, i miei fratelli Manzo e Girello. Ecco, è Natale, la famiglia ci vuole, come mai? Sì, no, c'è un problema, perché ultimamente con la mia signora non riusciamo ad avere un dialogo. Come mai, Checco, come mai? È un problema questo, questa cosa mi rammarica, mi dà triste, sinceramente.
Beh, ma stai provvedendo, potresti fare qualcosa, potresti ricucire questo rapporto? Ma ho provato a parlare con delle persone con tanta esperienza in materia e mi ha detto prova, non so, qualche extra, non so, con un... Qualche extra magari, qualche extra? Un extra, sì, qualcosa di particolare, non so, una cosa piccante. Ma ne so! Fate l'amore, non so, sotto o magari strada, un aglio, olio e peperoncino, magari, per esempio, no? Sì, ma un giorno c'ha cerchia la testa, un giorno c'ha disposta, un giorno che non è sempre... No, vabbè, ma può essere, insomma, poi insomma la donna va coccolata, va, insomma, giustamente. Mettici del tuo. Sono meridionale, non so se si sente l'accento. No, non si sente tanto l'accento, è meridionale, dice, se si sente l'accento. No, tra poco partiranno i sottotitoli, però si capisce. Vai, Checco. Sono un uomo di mondo, giro abbastanza di mondo, quindi si ho perso un po' la cadenza di Cerignola. Senti, ma tua moglie, quindi vorresti fargli un regalo allora? Stavo pensando, parlavo con dei amici così che hanno fatto delle esperienze con delle situazioni un po' particolari. Un diamantino, un diamante, fagli una collana, un diamante, un bel Rolex. Oh, ma non si può. Ma guarda, sai che sono un piccolo imprenditore, non me la passo male, perché sì, con la macelleria, con i miei fratelli Manzo, Girella, anche mia sorella Bracciola, va tutto bene la cosa. La Bracciola, ma che ma è peggio di Enrico Maria. E quindi che consigli ti hanno dato lì? Mi hanno detto di provare un'esperienza con un regalo, tipo un tronista. Tipo un tronista? No, i tronisti no, mamma mia. Il tronista. E se vuoi ce n'è uno qui, assomiglia a Rino D'Angelo, se vuoi ti presto Igor Pezzi, magari per fare una chiacchierata, o tu volevi qualcosa di più. Ma quello è il cantante non melodico quello, ma chi è quello biondo con quella testa lì? Che hai? Checco? Igor Pezzi, No, che vuoi dire con la mia testa? No, un bel ragazzo, ma è non melodico. Cosa ho detto? L'ho visto uno tale quale al matrimonio di mia sorella a Bracciola. Chi era questo che hai visto? No, so già la battuta. Chi era? È Nino D'Angelo. Mi vengono i brividi anche della Puglia. Dopo la maglietta. Vi canterò una canzone di Nino D'Angelo, ok? Senti, mi vengono i brividi. Niente, torniamo a quel problema particolare che ho con la mia signora. Pensavo di regalare un tronista. Checco, e noi non so se possiamo aiutarti, ma cosa deve fare questo tronista con la signora? Deve portarla a cena? Deve non so, una situazione piccante, magari, sai, si sveglia lo stimolo. No, va bene, però non possiamo fare questo, siamo in fascia protetta, voglio dire, magari è tutto interpretabile, però vuole lo stimolo. Ho capito, lo stimolo. Checco, la prossima settimana troveremo la soluzione per te e per la tua signora. Ma guarda, mi faresti un grande piacere, Alessandro, sai che io vi seguo sempre, anche da Cerignola. Ecco, benissimo. E allora salutaci tutta Cerignola, tutta la Puglia, saluto Taranto, la nonna. Grazie, ringrazio tantissimo. Sono anche Manzo e Girella che ti salutano. Però un bel mandibiel, ce lo dici o no? In pugliese, bellissimo, vai. Come diciamo noi sotto le feste a Cerignola, una festa grande che tante piccole festicciole, mandibiello. Mandibiello, sottotitolo. Ciao Checco, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Un bacio. Vedi. Ciao. Ti rendi conto che adesso dobbiamo risolvere anche queste grandi? Bisogna dargli lo stimolo alla moglie. Vuole un peperoncino. Ti prendi tu questa ma forse la soluzione ce l'ho. Ce l'hai? E si chiama Maurizio, secondo me. Mamma mia. Potrebbe essere. Visto che hai detto che scalda. Sì. Ma insomma, poi anche altre doti che poi insomma dopo andremo a scoprire. Vabbè, parliamo di doti. Markel, un ragazzo dotato. Vai, ci fai una super dotato. Su Checco, per esempio, ci fai una rima su Checco? Checco Zalone? Sì, ma anche su Checco. No, Checco di Cerignola. Checco di Cerignola. Sì. Della telefonata io non ho capito niente, è meglio che mettete i sottotitoli anche velocemente. Grande! Ok, prendi un rasoio 1 centimetro e tagliati i capelli, così almeno Poma non ti prenderà più per i fondelli. Parlo di Checco di Cerignola o di Checco Zalone, non è un problema, Marker è il mio nome, ti timbro Marker come un evidenziatore. Ok, adesso arriva Maurizio, il culturista. Ok, questa è la mia lista di parole, le ho messe tutte in fila, così non potrò più scordarmi niente. Ok, aspetta un secondo. Un applauso. Comunque, numero 1, una cosa seria l'ha detta. Diciamola. Le ha dette tutte serie, ma una la evidenziamo. Perché Merkel l'ha evidenziata. Merkel. Sì. No, perché Merkel. Merkel, lo sai, è un'altra cosa, la Merkel O Markel ha detto questo. Markel. La metta. La metta. Sì.
Sì, ma cosa... No, questo mai. sì, Questo mai, io voglio... Regia, un po' di schiuma da barba, una bella lametta. Potete dimenticarmelo. Ok, siamo quasi pubblicità. Quanto manca? Guardiamo l'ora. Pochi secondi, 15. quindi una stronzata, lo zio, gliela Non facciamo si dire. possono dire queste parole. Una baggianata, zio, una. Hai 30 secondi per dire una baggianata, ma su Igor Pezzi, lo ricordiamo. Sì, ovviamente sono io il bersaglio, sono io. La prossima volta vengo con una maglietta, vai. Volevo tornare sul discorso di Nino D'Angelo, che non è che proprio ci assomiglia, gli manca qualcosa. Cosa gli manca, zio? Gli manca un jeans e una maglietta. Eccoci qua. Battutona. Non è una battuta, è la realtà questa. Fatemi dire una cosa, è incredibile. Eccoci, vedi la regia è efficientissima, quindi salutiamo anche Luigino, grande Luigino, a crudo. Ma ha portato la Allora, letta. io vengo di là e adesso, visto che andremo in pubblicità e io vengo di qua, barba e capelli il Poma ti farà. Ci sta? Vedi come? No, dovevi dirglielo. Barba e capelli. No, avevo già fatto la mia rima. Lui, vedi, lui ha paura che gli rubo il... Federico, vede? CM prenota. Benissimo. Ci siamo? 3, 2, 1. Non cambiate canale, andiamo in pubblicità che faccio barba e capelli. Regia, aspetta. mandibiel@telefriuli.it oppure 0432 57 35 17. Io non ce la faccio più. Pubblicità. Se la mischia non lotta, se non conquista la palla, e i tre quarti non giocano. Ma no, un calcettino a scavalcare sull'ala. Perfetto. E dopo, quando sei placato, che ti devono salvare? La mischia. Giancarlo, sei rimasto indietro, gioco universale. Lorenzo, il rugby non cambia nei secoli, è la mischia che vince. È rugby globale, tutti devono far tutto, placcare, calciare, andare. Non capisci niente. Rugby Magazine, tutti i giovedì, per voi, stiamo lavorando. Ti aspettiamo. F Motori, la rubrica settimanale di sport motoristici in regione. F Motori, 2 e 4 ruote con immagini, servizi ed ospiti in studio. Conduce Marco Angileri. In onda venerdì alle 20, sabato 13:15, domenica 21:30. F Motori, il mondo dei motori in Friuli Venezia Giulia, corre su Telefriuli. Signori, capita di tutto. Capita di tutto. A Mandibiel, il programma delle sorprese di Telefriuli, capita di tutto. Non lo so, Poma, non lo so. Qui ognuno arriva. Guarda che Ma questa è la stufa che mi avevi detto. Questa è la stufa che ti avevo detto prima. Ma che razza di stufa mi hai portato qui? Guarda che storia, incredibile. Tutto questo è vero, signori. Tutto questo è vero. Igor, ma siamo sicuri? Mamma mia, posso... Ascolta, levati la maglietta. Levati anche la maglietta adesso. Adesso, sì. Ma così. Levatela subito. Ma chi sei? Ma è vero. Allora, levati la maglietta un attimo, dai, levati la maglietta. No, la maglietta dopo, per favore, io sono timido. Mamma, per favore, io non c'entro nulla, credimi, mamma, non c'entro nulla. È tutta colpa di Igor Pezzi. Sempre è colpa mia. Facciamo assieme. Facciamo assieme. Adesso rido io. Assieme. Allora, Adesso rido io. Qua. Cosa facciamo assieme? Mia mamma mi sta guardando, mi guarda anche mio papà, mi guarda. Guarda, lì sotto c'è già tutto. Lo so che c'è tutto. Io adesso c'è l'addominale qui sotto. È una statua. Sei una statua. Sì. Bisogna togliere qui. Ma è importante. Stai sciolto. Vai, fratello, stai sciolto. Vai. Qua bisogna chiamare probabilmente anche una ditta, credo. Un'azienda? Sì, Un'azienda. Andiamo più indietro. Qua ci mandano più indietro. Ma sì. Dottor Boccoli, mi dica. Ma qui è tutta roba sua? È tutta roba mia, sì. Io la lascerei qui in mezzo tra me e Igor Pezzi perché lei mi spaventa in questo angolino qui. Mi faccia venga. Vengo io. Venga.
spiega. Allora, io ci adesso, spieghi. io adesso ti tengo il microfono e tu ti spogli. Ce l'hai la sigla di Joe Cocker, per esempio? Io mi spoglio. Attendi un attimo. Allora, fra poco, Poma, devi venire qua a fare il confronto, Se vi presentiamo un culturista, ok? Io arrivo, ma un campione di bodybuilding. Devo pomparmi io o... No, proviamo a pomparlo lui, dai, vai. Si spogli, che mentre la sto gonfiando, si spogli. Ma questo mi spaventa, Igor. Il campione, Mister Bodybuilding, Mister Universo, Bodybuilding, guardate che roba. Maurizio Boccoli, da Trieste, basta così. Le atmosfere possono bastare? Secondo me sì, perché io ancora 2 atmosfere, vai. Ma non proprio lì, ma scusa. Ma sì, nel ciappetto, è incredibile. Ma che fa? Guarda qui, come basta? Allora a questo punto, Fede, posso proseguire? A questo punto io posso proseguire? Leviamoci anche i pantaloni. Vabbè, ma io vado via, vado via. In televisione a ste robe. Non si può, signori. Questo è un campione vero, È caduto tutto, è caduto. Para sotto, Incredibile. È incredibile. Tutto vero, Oh! È scoppiato l'artista! È scoppiato un muscolo qua dietro. È incredibile. Vieni. Io non vorrei insistere, però. Guarda qua un attimo. Ma fai il primo piano. Igor Pezzi. Penso a mia nonna in questo momento. Mamma mia. E poi si dice che uno non si fa. Alla grande. Maurizio, accomodati. Ben arrivato Mandibiel. Vieni. Vieni pure. Ti prendiamo il microfono, puoi accomodarti al posto dell'ospite. Per fortuna che si riveste, per fortuna. Allora, però posso dire una cosa. A petto nudo. A petto nudo, a fisico. Io farei fare una rima al mio amico su questa stufa con le 4 zampe. Allora, questa montagna, questa maionica. Ma mi spaventa. Incredibile. Marco, pensaci tu per favore, Se io gli faccio così viene un embolo. Vai Marco, vai. Il caro Maurizio ha una schiena gigante, sembra un armadio a 2 ante, ok? Ha un fisico a dir poco disumano, sugli addominali ci grattugi il parmigiano, non va in giro con le cinture diesel, le V strette, va in giro World la testa Champ, così. IBFF. Anch'io sono così, guardatemi da casa, guardate. Bravo Marco, bravo. Abbassa la testa, eccoli qua, il fisico del Poma, eccolo. Guarda il Poma, guarda. Anch'io posso, caro Igor. Un grande. Bene. Allora, Maurizio, accomodati. Sì, grazie. Si sieda. Benissimo. Qui è caduto giù tutto. Allora, le rose. Tipo rimane, si sieda. Mandibiello, ovviamente. Cosa c'è qui dentro? Presenta gli ospiti. È la pizza, Ragazzi, per mi fate me parlare. Igor Pezzi, la pizza. No, i carboidrati no. Espresso CM, quando vuoi. Allora, se mi fate parlare, se no non andiamo d'accordo. Caro Igor, a fame. Allora, che pensa a mangiare? Maurizio, Mister Universo, appena eletto, giusto? Arrivi da Trieste. Esatto. Però, caro Poma, lui sai cosa fa? Possiamo dire qual è la tua professione? Perché il bodybuilding è una passione. Dico È bene? una passione, sì, è diventata una passione. Prima era una parte della mia vita, integrante ovviamente, perché guadagnavo grazie al culturismo, e adesso a Trieste faccio posso dirlo? L'autista di bus, dico bene? Di autobus di linea, esatto. Di autobus di linea. Della Trieste Trasporti. Cari amiche, se vi capita di essere per Trieste, vedere un bel fustone che guida un autobus, è il nostro Maurizio Boccoli. Questo qua fa da autista, fa anche da controllore. Sì, no. Timbrate i biglietti a Trieste perché sennò vi fanno un ciappetto così. Infatti il mio autobus costa di più, evidentemente. Ah, giustamente. Ovvio, no? Ma il tuo ha le gomme più pompate degli altri oppure... Il mio me lo danno già pompato. Vedi che arriva il bus, capito? Più pompato il suo, vedi? Esatto, sì. Io a questa roba qui gli farei, a questo Hulk della situazione, gli farei tantissime domande. Vai, ma parti, vai. Io parto, Posso essere la quattro cani il quarto cane della tre cani. Il quarto cane. Il quarto cane. Torniamo indietro col nastro. Ma sei sicuro? Ma sì. Tu mi hai fatto vedere di tutto di più, ma io ti farò questa domanda. Chissà in quante donne ti hanno fatto questa domanda, Maurizio? Sì. Voi belli pompati, perché dicono che sei grande, grosso.
È vero, è vero, è vero. È verissimo. È verissimo. È verissimo. È verissimo. Ma no, è caduto un mito, vedi? No, è caduto un mito. non è Care vero. donne. Così. Care donne, siamo una razza. Non è proporzionato. Ma hai capito? Ma veramente? Ma non c'è un attrezzo per sviluppare anche quell'attrezzo lì? Lo stiamo cercando e si sta sviluppando un interesse attorno a quell'attrezzo lì. E prossimamente lo vedremo anche in vendita. Diciamolo, allora, lo diciamo. Allora, rimane normale quell'affare lì, il resto si pompa, quindi Questo è il sembra, problema. vero? Se già la natura non è stata generosa di sé, poi i quadricipiti vanno su e... Ancora peggio, ancora peggio. Esatto. Vabbè, ma non fermiamoci che in questa No, partita. no, anche dai, perché potremmo entrare nella parte scurrile del tutto, tipo, non so, non volevano farmi militare perché una gamba era più piccola delle altre due. Ma pensa che storia. Anch'io ho la gamba più corta. Più corta delle altre due? Sì. Ecco. Ma sempre Vedi. quella centrale, ragazzi? No, una delle due gambe, una delle due gambe vere ce l'ho più corta, certo. C'è una delle due gambe, perché ci non sono ho fatto anche militare quelle- per quello, È vero, mica... Ci sono anche quelle false di gambe. Una due gambe perché cerca di capire, è da interpretare. Allora, abbassa leggermente la musica, grazie caro DJ. Bene. La tua passione è quando comincia? La mia passione era L'incontro col bodybuilding, quando arrivò? ma all'incirca 13 anni, perché comunque nell'età dello sviluppo avevo la pancia tipo così Sì? No, ma perché io non ho la e pancia. un Io... seno un po' più sviluppato del suo. Hai capito? Cioè un E di po' conseguenza più sviluppato, ma insomma. mi trovavo a disagio. Caro Maurizio, ci sono Sì. speranze anche per me allora? Direi proprio di sì. Ma tu vorresti prendere in custodia il poma e magari trasformarlo? Io prenderei in custodia il tuo corpicino È incredibile. e cercherei di Aspetta, plasmarlo. questo qui è una cosa eclatante, è vero? Sì. È vero, allora attenzione, entro quando il poma potrebbe diventare come te, più o meno? Un paio di mesi, giù di lì, Un paio insomma, di sì. mesi. Sì, Ma sì. questo è macro, Cristina? questo è macro. Tipo quei contratti Questo è 30 mesi, una roba del genere, insomma. Benissimo. Poma, vedrai che piano piano ci arriverai, dai, Ma non ti mi preoccupare. aspira allora, mangia la mia... Ti mangio io. Mi mangia lui. Sì. Ma ti faccio una domanda, l'alimentazione di un culturista come te, qual è? Allora, adesso entriamo nella parte seria perché evidentemente Esatto, vai. l'alimentazione, se possiamo dare delle percentuali, credo sia l'80% del risultato estetico, no? Ovviamente sappiamo che abbiamo dei diversi tipologie di sangue, per cui gli antigeni 0, l'antigene A, l'antigene B, l'antigene AB. Questo cosa significa? Che nell'età evolutiva possiamo assimilare o meno certi tipi di proteine. Certo. Se individuiamo la tipologia, per esempio il gruppo 0 è un gruppo che evidentemente non ha avuto contatti, no, con i carboidrati, per cui con l'invenzione dell'agricoltura, e sono persone atte a alimentarsi soprattutto con proteine animali, no? Proteine per cui della cacciagione. Ecco. Ok. L'antigene A è arrivato dopo, per cui proteine più simili alla soia, più simili alla pasta, comunque di grano, no? di origine vegetale. Quindi l'alimentazione fa l'80% di tutto quello che vediamo. Esatto. Importantissimo. Poi sta solo nella ricerca, ovviamente con le prove, ovviamente con delle prove sanguigne, eccetera, a trovare la propria alimentazione. Le proteine possiamo dire che sono tutte uguali, però l'origine di queste proteine evidentemente dà la facilità o meno alla sua assimilazione. Caro Igor, quindi facilissimo. direi che la mattina io e te far colazione dalla Ada, 4 brioche, 2 cappuccini, Niente, non si finita, può più. non si può più? Mamma mia, ma ti Direi che Si può fare o non si può fare? allora facciamo così: l'alimentazione possiamo anche trovare dei premi una volta, 2 volte per settimana e tenere un'alimentazione stretta con delle percentuali alte verso le proteine e basse verso i carboidrati. Allora, cari amici che ci state seguendo da casa, questi sono consigli, ok? Perché magari uno pensa, questo qua è uno che si pompa, uno che chissà che cosa mangia. Invece hai un'alimentazione corretta alla fine, è un'alimentazione corretta, costruita, non tradizionale ovviamente, Non no? Il comune tradizionale. mortale mangia anche un bel piattone di pasta asciutta al ragù e via. Invece tu su queste cose... Queste cose come posso dire? Prendo delle date e metto proprio dei premi. Allora, ok, sono stato certo, bravo certo. per 2 settimane con questo tipo di alimentazione, so che avrò un premio e sarà la pizza, ad esempio, che qua... No, è Che nostra la nome pizza, questa? per favore, la la pizza. pizza. La pizza è Joy, mica roba da poco, un attimino, una roba alla volta.
o magari il dolce o il gelato, e ognuno di noi ha un gusto predominante. Certo, piace tantissimo il salato, ad esempio, Per esempio. no? Quanti pulcini al giorno? Quante uova al giorno? Sì. Perché noi ci immaginiamo Maurizio che si mangia... Ecco. Capito? Mangio carne, una pecora. Le uova le trovo estremamente comode per il mattino. Indubbiamente per il mio tipo di lavoro, sai, andare in giro con i Tupperware con le bianche d'uovo dentro non è che sia il massimo aprire un Tupperware con gli albumi. Quindi, dentro l'autobus. Tu solo albume e a me rimane il rosso per lo zabaione che faceva mia nonna. Pensa, potrei diventare famoso, no? Con l'albume cotto dentro nel Tupperware di un autobus. Bellissimo. Ma è vero, potrebbe essere una caratteristica. abbraccio. Ora mi ricordo che anche Rocco Siffredi, di cui parleremo più tardi, Sì. aveva la sua ma io lo alimentazione sapevo. al mattino. Lui ha le gambe più piccole delle mie. Zio, però. avevi ragione. Zio, avevi ragione. Parla solo di uomini questo. No, ma comunque lui si faceva il suo bel bicchierozzo di latte, il frullato di banana, eccetera, eccetera, Sì. con delle uova, per esempio. Eh beh, si parla Anche i sempre- calciatori hanno la loro alimentazione, quindi è molto importante seguire l'alimentazione corretta. Sì, vedo che il tema sono le gambe, però sono distinte le mie, quelle di Rocco Siffredi. No, quelle ma di adesso calciatori. non è che Cioè, non facevamo, è che- no, adesso parliamo ancora di te, per l'amor di Dio. Oh, ma qualche domandina... Tocca la mia gamba, senti No, che razza di dai, muscolo è non rimasto. toccare Ero la gamba del calciatore. Puma adesso, ma È scusa. rimasta solo la gamba, ho capito. È quella vera, questa è quella vera. Quella vera. Certo, non voglio pestare le altre. Quindi, caro Maurizio, anche il Poma ha speranze di poter rimodellare un po' il suo fisico senza andare magari dal chirurgo. Esatto, sì. Questa è una cosa molto importante. Guarda che ti prendi carico del Poma, 118 kg tutti qui, È un bel carico. e se non riusciamo, lo stai Sì. dicendo davanti a tutto il mondo, sai che razza di sputtanamento se non Sì, riesci? saremo sputtanati, ma appena tra 30 mesi, dai, l'abbiamo presa larga. Da 2 mesi siamo passati a 30. Sì, anche Monti ha detto Cari questa ragazzi, cosa, mi Tra 30 mesi, affiderò ciao, a Maurizio. Un bel e boccolò, noi- un bel boccolò, Maurizio. E noi nei primi 100 giorni... Ah no, non funziona così. No, quello era l'altro, quello era l'altro che diceva il contratto con gli italiani, Sì. i primi Sì. 100 giorni faremo questo, Faremo questo, dimagrire il Poma. hai capito? Faremo dimagrire il Poma di Allora, quanti questo, chili? 130 giorni. 130 giorni. Benissimo. Caro Igor, Ascolta, scusami, io volevo- 118 kg per 1,88, quanto dovrei pesare secondo te? Per stare un po' meglio, per 80 respirare meglio, 85 kg. per 85 kg. Come Saresti me. un figurino. Quindi, Io caro peso Igor, 85. dovrei perdere Cosa vuoi che sia una trentina un di chili? trentello, un trentello. È facile. Sai cosa ti dico? Io Che d'ora in vorrei poi io la pista e Joy te la faccio solo vedere, me la mangio io. Non puoi. Allora sei bastardo dentro. Ma scusa, vabbè, tagliolino a non si San fa Daniele, niente. solo Potresti vedere. farci vedere qualcos'altro, oltre che... Cioè, vedi? Non c'è più. Oh, ragazzi, non male, Però io vorrei fare un raffronto tra le due addominali. Tra le due masse. Sì, io prossimamente, tra 30 kg, faremo il raffronto. Bene, Adesso non è il caso perché già così siamo in difficoltà. Lo so. Dopo l'ascolto e terrazzo. Quindi, vai. Allora Maurizio, però non c'è soltanto l'alimentazione in un culturista di bodybuilding, c'è anche l'allenamento in palestra, vero? Esattamente. L'allenamento in palestra, diciamo così, che io preferisco dividere. Accomodati qua, guarda. Nel mio trono, guarda. Sposta tranquillamente così sei più Perché comodo. sono il più alto dei 7 nani. e di Eccoci qua. conseguenza- Ma dobbiamo aprire le porte adesso qui. Cosa succede? No. Niente, lo Perché faccio sono accomodare, lo faccio accomodare. Sono basso e Eccoci di qua. conseguenza. Eccolo qua. Allora, l'allenamento. Bruno Vest. Io preferisco sempre dividere l'allenamento anaerobico dall'allenamento aerobico. Sì. Ovvero l'allenamento anaerobico fatto con i pesi a una data ora e l'allenamento aerobico a un'altra ora. Certo. Ad esempio tapirulano. Il tapirulano. Il tapirulano. Anche perché la E quel bicicletta tappeto che corre, tu ci corri. Esatto. Corre il tuo cane di solito sul tappeto so, il mio cane e va- tu ti guardi la televisione. Ovviamente. ovviamente è ottimo per i cani. Allora, dividiamo in 2 sessioni di allenamento. Sì. Al mattino, per esempio, a digiuno, un bel allenamento con i pesi. Finisci il tuo allenamento, fai la tua colazione, eccetera, eccetera, poi alla sera fai la parte aerobica. Questo farà sì che il corpo diventerà più duro, più asciutto, con sto tipo Solido. di pelle Allora, attaccata. ma se io schiaccio, questa è la vena, puoi fare un primo piano un attimo? Se io schiaccio, gli viene un embolo. Guarda che roba. Aspetta, No, Puma non è così, è un'altra cosa quella. Volevo bleffare. Poi ma va bene gonfiarsi, però così no. Dai. No, così no. Troppo La palese. pompa nemmeno? Allora, chiedo
Nel frattempo, scusate, alla regia di mandare i contributi video e anche delle foto, perché Maurizio è, ricordiamo, un campione di bodybuilding, Mister Universo. Da Trieste, Mister Universo ce l'abbiamo qua a Telefriuli. Ecco, sono partite anche le prime foto, qua eri in coppia. Qui ero in coppia con Cinzia, una ragazza di Milano, fantastica. Stranamente, vi dirò una cosa, una particolarità della Cinzia. La Cinzia è vegetariana. È vegetariana. Io sono proprio convinto nelle proteine animali per quanto riguarda la costruzione del muscolo. La Cinzia invece è vegetariana. Hai capito? Quindi si può fare il bodybuilding anche con il vegetale, insomma, mangiando cibo vegetale. Esattamente. Le proteine vengono fuori dagli albumi, evidentemente, però è una gran... Guardate, insomma, è impressionante, ha degli addominali impressionanti. Mamma mia, è incredibile, è incredibile. Però regia, possiamo tornare qui un momentino, che mi è venuta una domandina curiosa. È vegetariana, cosa mangia? Zucchine, carote? Mangia zucchine. Kudumaz? Ma vabbè, Mangia tutto questo e in più le proteine vengono fuori dagli albumi. Ma poi ma cioè, me le fa dire dopo. Gli brillavano gli occhi quando parlava di questa Cinzia. Sì. Ma voi culturisti, no? Come fate l'amore? Questa è una cosa importante, perché prima arriva il muscolo e poi arriva tutto il resto. Cioè, la fate su una panca, cioè, io vedo tutti quegli attrezzi non so neanche il nome di quegli attrezzi stratosferici. Ma nemmeno noi in quel momento, In quel momento no. Però, oltre che esercitarvi per... Sì. Magari vi esercitate per... Esattamente. Cioè, fate il Fate sesso, a coppia. insomma, no? A coppia. Abbiamo vinto proprio per un ottimo... Quando è che iniziamo? In che senso? Iniziamo... No, Poma, no, un po' no, io e te no, dai. Io ho già una fidanzata e lo voglio dichiarare nuovamente. Io ho la Cristina e mi basta e mi avanza. La Cristina è bellissima e, posso dirlo, ha la vita come il tuo bicipite. È incredibile, guarda che roba. Diciamo che Cristina è intimissima anche. È intimissima. Ciao Cri, ciao, un bacio. Bene. Adesso vedo altre foto qui. Certo. Questa è sempre della premiazione. Premiazione a Mister e Miss Universo. Mister e Mister Universo. Dove eravate qua? Qui eravamo ad Amburgo. Ad Amburgo. Organizzazione stupenda, ci sono venuti a prendere in aeroporto, ci hanno accompagnato all'albergo, hanno fatto i vari voucher, la navetta portava ogni mezz'ora i concorrenti, dai, Poma, basta pomparti. Stanno giocando, bene. E portava i concorrenti. Vedi che avambraccio, l'ho sviluppato a forza di lavorare con il computer. Che cosa fare? Eccolo lì, ok. Vabbè, è incredibile. Era un bluff. Bravo Ivan, era un bluff. Quindi a un certo punto sei arrivato ai campionati italiani, internazionali, poi, vero? Allora, cioè hai visto che questa passione poteva diventare qualcosa di più. Esattamente. Nel 99 ho incominciato la carriera proprio, ho vinto i Triveneti, ho vinto il Nord Italia, ho vinto l'assoluto, ho vinto gli italiani, la selezione per l'europeo, mi sono piazzato quarto all'europeo. Nel 2000 ho rivinto la selezione per l'europeo, vinto l'europeo. Poi mi sono trasferito a Tenerife e sono entrato nella nazionale spagnola. Ricordiamo che tu sei originario di Trieste. Io sono originario di Trieste, però come dire, l'isola mi ha preso, cioè praticamente Tenerife è un posto stupendo, ha 72 microclimi. Sì. È ottima per quanto riguarda come posso dire, la vita, perché ha un ritmo basato sull'uomo. Ascolta, c'è chi sostiene che voi culturisti non avete potenza, ok? Nei muscoli non siete forti. Oddio, probabilmente... È vero o non è vero? Cioè questo magari lo possiamo spiegare ai nostri amici. Allora, è molto difficile che non... La forza e il volume camminano di pari passo. Attenzione. Facciamo un esempio. Il 100metrista è una persona che ha una forza esplosiva. Fisicamente assomiglia molto a un culturista, giusto? Giustissimo. Sì. Benissimo. Non a me sicuramente. No, a te sì, però in età. Il maratoneta, al contrario, è una persona che ha una resistenza incredibile, per cui può affrontare un lavoro lunghissimo, però esteticamente è piccolino, magro. Addirittura dà la sensazione un po' di grasso. Addirittura. È esile, però non lo vedi duro, no? Ti dà quella sensazione, se lo tocco, lo sento solido. Invece qua. Cioè io quando faccio così, amici, mi rimbalza la mano, guarda, invece mi rimbalza la mano, guarda che roba, prova Poma. A me non rimbalza niente. Allora questa parte di qua sembra, a me non rimbalza niente. Buoni. È incredibile. Bene, allora devo andare all'ultima cosa, Maurizio. Vai. E dopo non gli domanderò più niente. No, devi domandare. Chiedi ancora, su. Vai.
Chi era per te Arnold Schwarzenegger? Oh, diciamo. Un austriaco. Ah no, è stato un mito ovviamente. È stato un mito, una persona che ha ispirato, credo, tutti i culturisti negli anni '80 a fare dei sacrifici, a provare nuove tecniche, ad allenarsi, anche a fare grossi sbagli, evidentemente, no? Chi è il nuovo Arnold in questo momento? Maurizio Boccoli. Che domande? Che domande. È vero, eccola qua. Scusate, Scusate, non volevo. Grandissimo, grandissimo. Come hai detto che si chiama? Arnold, punto. Quello piccolo, ti ricordi? Maurizio. Quindi hai capito? È lui. Me la sto tirando, dai, finalmente. No, lascia lì, non tirare niente. Allora, posso vedere una cosa? Qua ci sono anche i suoi trofei con, mamma mia, con molto coraggio prendo in mano questo. Ecco, questo che cos'è? Quindi te la puoi tirare, perché questo... La cintura del wrestling è questa. La cintura da campione del mondo. Campione del fisico bestiale ci stava, caro Ivan. È stata una gran emozione perché ho vinto nella stessa giornata 2 categorie, gli over 40 e le piccole taglie. Gli over 40 ovviamente sono quelle persone che maggiori di 40 anni. Sì. E le piccole taglie è una categoria che ha come limite d'altezza 1,70 m. Quindi, signori, campione mondiale di bodybuilding è Mister Universo, Maurizio Boccoli. Complimenti, mamma mia. Adesso noi possiamo continuare con le domande, perché è ovvio, la curiosità. A proposito, se volete fare qualche domanda, 0432 57 35 17 oppure mandibiel@telefriuli.it. Campione del mondo, siamo tutti uguali. Sotto siamo tutti uguali. Sotto siamo tutti uguali, signori. Grande. A proposito, il rapporto con le donne. Sì. Perché c'è una categoria di donne che sostiene, è bello, il fisico asciutto, non quello pompato, pochi muscoli, proporzionati, no? E magari ci sarà anche la parte di donne che dice, mamma mia, mi piace l'uomo del bodybuilding. Allora, credo, non voglio tirarmi, però credo che un fisico asciutto è sempre un bel fisico. Un fisico con una bella armonia, tipo la tua, sicuramente. Grazie. E con quel taglio di capelli stupendo. Hai visto? Sì. Cioè, anche questo l'hai pagato. Sì, profumatamente. Credo che un bel fisico sempre attira. Certo. Perché se facciamo una domanda alla rovescia è ovvio che a noi non piace la donna sovrappeso, ovviamente, o sproporzionata. A chi non piace, non so. Dimmi una. Elisabetta Canalis, per esempio. Chi non piace? Beh, la cucinotta però che un po' in carne a me piace. La cucinotta anche la Ferilli, per esempio, un po' in carne. Sì, però la carne è messa nel punto giusto, è proporzionale. Punti, insomma, che noi. No, ci stimola. Bene. Di conseguenza credo che lo stesso messaggio ormonale che loro ci inviano, è diplomatico, è molto bravo. Il culturista invia un messaggio simile a quello abbiamo capito. Bene. Hai ancora qualche domandina? Si devono accoppiare sempre tra culturisti o possono accoppiarsi anche? Penso di no, proprio. Abbiamo la capacità anche di No. Io voglio farvi dire una cosa allo zio, perché lo zio sta ammirando questa montagna, questo Maurizio. Zio, vuoi dire qualcosa? No, faccio i complimenti a Maurizio, che è veramente un grande campione in patria qua. Grazie. Io volevo fare un appunto, che tu troppo spesso toccavi. Io non lo so, ma non ti preoccupare che qui non mi preoccupo. Siamo in un posto sicuro perché abbiamo anche la Sara dello studio Macor, quindi sono seduto io. Siamo sicuri qui, Siamo in sicurezza. Buongiorno. Sono seduto io. Bene, allora manca poco alla pubblicità e abbiamo ancora tantissime cose da dirvi, però rimaniamo sempre in tua compagnia fino alla fine ormai. Vuoi dire qualche cosa sui tuoi trofei? Mamma mia, certo. Volevo fargli un piccolo regalo. Un regalo? Dai, un ricordo. Posso prendere? Grazie. Ma guarda cosa ci sta per arrivare. Esatto. Mamma mia. Ma è una taglia tripla XL per me? No, ma questa è un omaggio. Che cos'è questa? Questa è la maglietta della federazione, della IBFF. Ok. IBFF, eccola qua. È la maglietta della federazione. Praticamente questa è la maglietta del campionato del mondo, dove sono contento di aver partecipato e vinto. Bene. E vorrei farvi dono. Quindi questa è di Mandibiel? Mandibiel. Mamma mia. Questa è mia e basta. Vieni qua. Io devo andare in palestra e devo diventare il Poma Maurizio della situazione. Quindi Federico Maurizio, il Poma Boccolone. Il Poma Boccolone, che simpatico. Che si vedono tutti, gelosone. Allora, mettiamola qua.
e noi la lasceremo qua. Io anche per darei le prossime puntate. parola al mio amico Marco, quello che fa le rime. Markel. 1, 2, 3, 4, Tengo io, te lo posso tenere? Ah, non mi vuoi, tu hai sentito la rima di prima e hai preso già paura. Ma è un artista. Marco, sentirete se parlare tu sei di geloso, lui. io ti lascio fare Vai. quello che devi fare. Vuoi aiutare il Poma coi pesi e robe da pazzi? Perdere tutti i chili in 3 mesi? Sti cazzi! Altro che cappuccini, brioche a colazione. Alziamo le proteine, c'è bisogno di un'altra alimentazione. Ognuno ha i suoi gusti, dal menù all'Happy Meal. Io preferisco McDonald's e Burger King. Voi culturisti vi allenate coi muscoli e con le scene. Fate l'amore in coppia? Hai scelto bene. Grandissimo Marker! Sentirete parlare di Markel sicuramente perché io l'ho detto, è un rapper prodigio, ok? È un rapper prodigio. Bene, ma siamo quasi alla mezz'ora, alle 3:30. La cintura è comoda Sì. però, Hai visto? Comoda? Ti vedi? Guarda che roba, guarda che storia, molto bene. Senti, ma gli slippini dove li compri? Me li faccio fare su misura, perché così piccoli no... Ma da intimissimi, spero. Ancora di più che intimo. Ancora di più! Allora, hai capito? bisogna chiamare Hai capito? a raduno le Il prossimo donne me li farò intimissime. dipingere. Ma senti, ma perché usate tante volte quei colori, quell'argento, l'oro? Come mai? Ma come mai? Come mai? C'è una caratteristica? È una caratteristica delle luci del palcoscenico. Sono luci forti, bianche, Sì? e di conseguenza hai bisogno di tanto colore Per risaltare, giusto? Sì. Dopo parleremo ancora con Maurizio, anche chiederemo quali sono le caratteristiche che fanno vincere o non vincere un campione di bodybuilding, no? Uno pettorale più alto, più basso, più spallato, adesso io mi sto inventando, però per rendere l'idea. Dopo gli chiederò qualche altra informazione sulla Cinzia, perché ti ho già detto, non mi quadra. Sta bene. E io la Cinzia, hai capito? Anche la Cinzia sta bene. La Cinzia, vedi? Ha scritto anche un libro a proposito sui vegetariani, ok? E un animalista convinta. Quindi la prossima ospite potrebbe essere la Cinzia. Sì. Bisogna dargli un fine. Ok. Qual è l'animale più amato dalla Cinzia? Eccoci. Io lo sapevo. È incredibile. È incredibile. Guarda, dopo aver sentito tutto ciò, tienimi questo. Ok. Buttamelo addosso. Rimbalza. E quindi, bene. Non cambiate canale, rimanete qui anche dopo la pubblicità per Mandi Biel. Mi raccomando, perché parleremo ancora di tantissime cose. Se la Mischia non lotta, se non conquista la palla, i tre quarti non giocano. Ma no, un calcettino a scavalcare sull'ala. E dopo, quando sei placcato, che ti devi salvare? E tutti... La mischia. Giancarlo, sei rimasto indietro, gioco universale. Lorenzo, un po' il di rugby non tutto. cambia nei secoli, è la mischia che vince. È rugby globale, tutti devono far tutto, placcare, calciare, andare. Non capisci niente. Rugby Magazine, tutti i giovedì, per voi, stiamo lavorando. Ti aspettiamo. F Motori, la rubrica settimanale di sport motoristici in regione. F Motori, 2 e 4 ruote con immagini, servizi ed ospiti in studio. Conduce Marco Angileri. In onda venerdì alle 20, sabato 13:15, domenica 21:30. F Motori, il mondo dei motori in Friuli Venezia Giulia, corre su Telefriuli. Cari amici, eccoci di ritorno. Siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Mandibiel. Che ti è successo alle spalle? Io in 30 secondi ho fatto un po' di esercizio con Maurizio. Mi si sono gonfiate i trapezi alti. Che cosa hai mangiato? Ho mangiato, posso dirtelo? Sì. Ho mangiato 4 barrette di cioccolata. È via, di quelle giuste. Con la panna montata. Benissimo, benissimo. Allora, una sacchari intera. E poi? Un aglio olio e peperoncino. Ma scusa, ma si può tutta questa cosa? Certo, Maurizio? guarda che risultato. Mamma mia. Ho bevuto un sorbettino per digerire tutto e poi mi sono fatto la torta di mia nonna. Scusa, ma ci casca là, mamma mia, ci casca. La torta no, Bene. La torta no. La torta non ci stava. No, non ci stava. Il resto sì invece. Il resto perfetto. Caro Ivo. Equilibrato. Caro Ivo.
le calorie giuste, i carboidrati, i grassi, le proteine, tutto perfetto. Mi sento I tutto macronutrienti, sviluppato, però, i macronutrienti, guardali lì. Sviluppato. Guardate il macronutriente che sei qui. Che macro, senti, sono macro. Sono macro. E tu sei Nino D'Angelo. E io ancora questo Nino D'Angelo, avete E suonate la campanella. È ora della ricreazione, panini, mortadella, sughi, Coca-Cola, andiamo. Senti, via i trapezzi. Facciamo un giro al McDonald's. Via i trapezzi, via. Allora, voglio salutare Edoardo Troisi, nome mica da poco, questo cognome. Edoardo Troisi che ci ha scritto a mandibiel@telefriuli.it, è la prima volta che mi guardo e mi si è rotta la TV. No, scherzo. E ti saluta, ci fai i complimenti. Ciao Edo, ci vediamo, un bacio. Tu mi hai appena scritto la Sabot invece. La Sabot che ha detto? Lei voleva toccare insieme alla Spangaro. Sì. E perché non le chiamate? Ti sei tenuto tutto per te? Il boccolon qui? No, possono venire quando vogliono, insomma, anzi, le Possono chiamiamo venire quando vogliono. Alexis e Francesca, tranquillamente, venite, tranquillamente. Vieni anche Daniele, vieni giù a toccare, vieni Daniele, dai. Anche Filippo, guarda, hai visto? Sono scappati tutti dal parcheggio. Allora, mamma mia. Incredibile veramente. Allora, abbiamo ancora un paio di contributi, perché non parliamo anche di danza, parliamo di una tecnica di rilassamento ma non serve solo a quello, ho scoperto. Tu sai di cosa si tratta? Lo yoga, lo sai cos'è? Lo yoga ballet. Lo yoga ballet. Sai cos'è lo yoga? Io lo so, io ero lì a fare yoga ballet. Tu non lo sai, ma io ero lì. Bene. Ero lì con la Franca Pagliasotto, che tu non sai neanche chi è la Franca. Presentamela. Vabbè, in questo momento non te la posso presentare qui. Lei tornerà qui da Torino perché lei è una piemontese doc ed era l'altro giorno nella scuola danza, una scuola danza molto molto importante di Udine, l'arte danza Freestage. Tu sai dov'è? No, non lo so. È a Udine. Sai dove? Non lo so, devi dirmi. In via Fiume numero 13, ma tu non sai troppe cose, quindi avanti col contributo e vediamo cosa ho combinato. C'è una telefonata? C'è una telefonata prima? Pronto? Sì. Pronto? Pronto, chi è? Sono Catiuscia, ciao. Ancora, ciao Catiuscia. Ah, Catiuscia, anche tu non me la racconti bene. Ti voglio bene Catiuscia, come stai? Bene, grazie. Bene, lei ci ha chiamato la prima puntata. La fisioterapista. La prima puntata. E io adesso devo domandare, Catiuscia, ma come mai sei tanto fan di Igor Pezzi? Cosa mai hai combinato con questa specie di uomo? Io gli facevo sempre regalini quando lavorava alla Peter Pan. Ah, gli facevi i regalini. E sai cosa mi portava? Si può dire? No, lo facciamo dire a lei. I Kinder Bueno. I cioccolatini. Le barrette di cioccolato, mamma mia, quella sì che era goduria. Catiuscia, ma lui, scusami, ma lui come contraccambiava questi regalini? Mamma mia, quanto scontato sei mi davo 2 bacini per salutarmi e basta. Certo, perché io sono un professionista, mica sono quello che pensi tu. No, io non penso a niente. Tu lo sai che io non penso a niente. Ben Lara penserà a casa qualcosina di te, vabbè, libera. Bene, Catiuscia. Farà il ma suo. ci stai guardando via streaming o ci stai guardando da casa? Da casa? Da casa, bravissimo. Senti, sto bucando lo schermo? Lo buco? Sì. Sì. Tu di sì. Io preferisco Poma a quel culturista che c'era prima. Preferisce Poma? Maurizio! Giusto? Catiuscia, ti voglio bene Catiuscia, però io voglio mettermi anch'io un po' in forma come Maurizio, un po' però, un po'. Non esagerare però. Non esagero, non ti preoccupare. Allora Catiuscia, tu sei una di quelle donne che piace il fisico normale, diciamo, non quello da culturista, giusto? No, non quello con tanti muscoli. Catiuscia, cos'è il taglio di capelli? Catiuscia? No. Che cos'è che ti piace di più, Catiuscia? Il taglio di capelli rispetto a Maurizio, tra Pomo e Maurizio, cos'è che ti piace di più? La pancetta. La frangetta. Mi sta prendendo in giro. La pancetta. Pancetta. La pancetta. Ti piace? Però la franzetta stava bene, dai. La franzetta. Bene, Catiuscia, ti salutiamo. Ciao Catiuscia. Ciao, richiama quando vuoi, mi raccomando, ti aspettiamo. Buon Natale, ciao. Hai capito? Allora, hai capito? Torniamo da noi perché sta per partire il contributo sulla scuola di danza, quindi sullo yoga. Prego. Buonasera e grazie perché quest'oggi siamo ospiti qui in via Fiume numero 13 a Udine, Arte Danza Freestage, ci ha ospitato per un evento di livello mondiale, signori, perché qui abbiamo Franca Pagliasotto che ci dimostrerà tante belle cosine. Franca, dopo però te mi dirai cosa ci fai qui a Udine, so che
per te la prima volta qui in Friuli, ti sei cuccata il tempo giusto, il tempo uggioso. Il Friuli è così, Però io porto il sole. Però tu porti il sole, non lo sappiamo, anche i cioccolatini vogliamo, perché tu sei una piemontese doc. Tu lo sai che ho i capelli, però li ho lasciati a casa perché con queste giornate uggiose, sai, è dura dopo pettinarsi, quindi li ho lasciati a casa, quindi non guardarmi con quest'occhio perché sono anche più carino di solito. Lo ricordiamo, siamo qui in via Fiume numero 13, siamo a Udine, siamo in casa Arte Danza Freestage con l'art director e il fondatore dell'associazione Dennis Rigo. Ciao Dennis. Ciao. La nostra è un'associazione di promozione sociale per la danza e oggi si riserva all'onore anzi di ospitare Franca Pagliasotto, che è una grandissima insegnante di danza e coreografa a livello mondiale e di fama internazionale, e oggi ci presenterà uno stage di yoga ballet, che è uno stile, una tecnica. Una tecnica. Una tecnica. Io volevo interrompere, ma questa tecnica fa anche al caso mio? Sì. Sì. Sei sicura? Io peso 118 kg e non mi vergogno a dirlo, beh, quando finisce la lezione ne peserai sì e non 93-94. Quindi dopo vedremo anche la lezione, cara Franca. Qual è la passione che ti ha portato a fare tutto ciò? La passione che mi ha portato a fare yoga è stata la ricerca di qualcosa che potesse realmente servire ai danzatori. Danzatori e non, però diciamo che lo yoga è una disciplina che dura nel tempo, non è una cosa effimera, il nostro corpo ha una memoria, i nostri muscoli hanno una memoria e una volta che si è introdotto all'interno del nostro corpo quel determinato tipo di messaggio continuerà a ricordarlo il corpo. Come ci si avvicina a questa disciplina? Ci si avvicina con grande umiltà e bisogna entrare in uno spirito diverso, non è più uno spirito estetico, non è più uno stile per gli altri, ma è una cosa per sé. E quindi l'accettare anche i tuoi limiti, perché ci sono i limiti in ognuno di noi, questa è una delle cose che è fondamentale per avvicinarsi. Io so che sei stata assistente anche di Isma Livo, il grande direttore della Biennale di Venezia. Sì, lo sono attualmente. Lo sei tuttora? Sì. Cosa dice Ivo? Cosa trasmette a voi? E Ivo trasmette la magia. Ivo è un visionario, è uno dei più grandi coreografi contemporanei che noi abbiamo ed è una persona che per la prima volta dà un risalto alla danza importante. Pensa che quello che lui ha creato, che adesso si chiama Arsenale della Danza, è l'unico progetto italiano realmente importante che forma veramente dei danzatori che in questo momento, ad esempio dopo 3 anni, sono già sparsi in tutto il mondo. Ci prometti di portarci Ivo la prossima volta qui con noi, d'Arte Danza Freestage, in via Fiume numero 13 a Udine? Diciamo che speriamo di sì, promettere una parola grossa con Ivo. Guarda che gli daremo tanto prosciutto crudo, tante provate e tanto musetta da mangiare qui in Friuli. Lui adora la pizza. Allora gli daremo una bella pizza enjoy. Comunque, grazie Franca, tra pochi istanti vedremo questa performance. E un applauso. Viva Freestage! Arte Danza! E naturalmente Mandibiel a tutti. Mi dici un Mandibiel in friulano? Mandibiel? Mandibiel. 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 Ed eccoci qua. Fantastico. E quella è la Franca Pagliasotto. Benissimo. Dove eravamo? Ti ho detto prima, eravamo in via Fiume numero 13 a Udine da Arte Stage. E la cara Franca ci ha dimostrato cos'era il yoga ballet, caro Igor. Cos'è lo yoga ballet? È una tecnica creata da Marcia Haidé insieme a suo marito tra una... Eccoci qua, alle collab del DJ. Tra una tecnica e l'altra hanno appunto inventato questo yogi con lo scopo di inventare uno yoga adatto a tutti, soprattutto ai danzatori. Benissimo, molto molto rilassante, te lo consiglio, insieme alla sareta, una cosa fantastica. Sarebbe veramente il regalo più bello per Natale, un po' di relax. Manderemo lì anche Loris Fabbro. Certo, andiamo assieme. Cesarina, non ti preoccupare, lo mandiamo lì, così si rilasserà ancora di più. Certo, alla grande, alla grande. Si pratica lo yoga nel mondo del culturismo oppure no? Perché è una tecnica estesa a tutti, credo.
Ah, è vero, passiamo il microfono un attimo. Lo passiamo, Quindi, quindi noi sappiamo che dalla prossima settimana il direttore ci darà anche un altro microfono. direttore, ho sentito, un regalino per Natale. Il direttore via streaming su www.udineventi.it. Ricordiamo. Carlo Terasso. Tornerò la prossima settimana. Giustamente. Allora, lo yoga nel culturismo non è ancora inserito. Sì. Però tecniche simili, tipo il training indotto o il training autogeno, per chi è più bravo, autogeno è fatto da solo. Trenini, Trenini indotti. E io dovrei venire con te, bravo. 30 mesi abbiamo detto. Grazie Maurizio. Ripassiamo un attimo il microfono. Lo ripassiamo a Michael. e ricordiamo dove potrete vedere la diretta? Certo. Lo ricordiamo? La diretta. La diretta. La nostra diretta? Dove? Su Telefriuli. Telefriuli. Quindi se non siete sintonizzati, ma qualcheduno ci sta guardando e vuole avvisare gli amici, sintonizzatevi su Telefriuli. Altrimenti? Mi raccomando. Altrimenti? Mi raccomando, perché anche in streaming ci sono le puntate, anche su Facebook. Clicca mi piace. Ok, sì, un ringraziamento al caro Alberto. Io sono qui, lo sai, nel freestyle sono un esperto. Un grazie ad Alberto Terraso. Se sono qui in pausa non è un caso. Ok, sì, ma scusa, è Terraso, no? È Terrasso. Terrasso. Che Hai sbagliato il cognome. Aspetta, direttore, vai. E allora chiedo scusa, caro Alberto Terrasso, stare qui nel suo programma è un vero spasso. Un applauso. Allora, pensavo che ci buttasse dentro qualcos'altro. Hai visto? No, hai visto. Che cavolaccio. Markel è un artista pulito, Scusa, e completo, bravo. Scusa Poma. Chi è? Scusa Poma. Il direttore. Sono Terasso. Ma come direttore? Caro direttore. Non ho capito bene la rima. Qual è la rima? Quella di Markel o quella del Poma, direttore? O quella del Casso? Quella del Poma. Io la mi dissocio, Vabbè, per il microfono ho già parlato con Vecchiarutti, la prossima volta ci sarà, dai, ve lo siete meritato questa volta. Caro direttore, lo sappiamo che è estremamente semplicissimo e così sempre lo sarà. Esattamente. Certo. Grazie alla voce del super direttore. Ma cosa fa il direttore a casa? Non lo so, insomma, sono cose sue, voglio dire. Potevamo chiederglielo, no? Vabbè, ma lascia stare, il direttore ha altre cose da fare, ma io la vedo. Bella figura ci hai fatto fare, complimenti. Non è vero, Complimenti. Alexis? Vedo Alexis, vero? La bionda che scotta? Sì. È venuta a toccare Maurizio? Volevi salutarci? No, può essere, non lo so, vi vedo fuori campo. Buonasera. Prego, benvenuti. C'è anche un microfono, buonasera. 2 al posto di 1. Buonasera. Ciao. Incredibile. Che bello. Alexis, che bello. Buonasera, no, scherzo. Sì. Prego. Allora, tutti al centro senza problemi. Quale buon vento, caro Alexis? Quale buon vento? Abbiamo voluto venire qui per salutarvi, no? Che bello, ma Grazie. siete qui per lui, per quel boccolon di Maurizio? No, veramente non l'avevo ancora visto. Effettivamente ha un fisichetto. Ma se vuoi te lo facciamo vedere. La facciamo questa cosa. Vogliamo La maglietta. Nudo di nuovo. Almeno un pettorale. Vai. Guarda che Filippo ha paura, Filippo, No, perché non vuole. Filippo, puoi toccare, Poi col dito così, non c'è problema. Noi ci crediamo. Pose solo col dito. Io vedo, posso assicurare, non ci sono. Non ci sono trucchi. Bene. Filippo? Sì? Prova a toccare se è vero. Filippo, ti chiedono se puoi toccare un attimo. Con la penna. Ecco qua. Bene, tutto perfetto. È vero. Tutto perfetto. Ricorda molto quando anche noi, cioè noi non lo facciamo perché siamo più normali. Modesti. Però volendo avremmo potuto. Ma tu quanto sport fai al giorno, caro Filippo? Dunque io gioco a scacchi, è uno qualche sport. volta anche a calcio. Anche tu allora sviluppi l'avambraccio? Sviluppo l'avambraccio bene. E tu Alexis? Che sport fai, Alexis? No, io invece volevo sapere il Poma che sport fa, visto che Io faccio uno sport da tavola. Da tavola. Vi invito ogni giorno 25 ore su 24 come Telefriuli.1, insomma. Beh, quello lo lascio fare agli altri. Una volta lo facevo, ma lo faccio durante la notte. Taglio la legna durante la notte adesso fa perché russo. Esatto. L'amorosa sistema la legna che io taglio. Insomma, tutto così. Beh, insomma, è una bella famigliuola. Benissimo. Siete tutti sportivi, insomma. E lo si vede, io sono molto sportivo e lo sarò sempre insieme a Maurizio. Maurizio ha detto che mi farà dimagrire di 30 kg. In 30 mesi, c'è un chilo al mese. 30 sarà troppo, è vero.
Un ventello. Un bel figurino. Un bel figurino. E sarai un bel figurino dopo 20 kg. 20 kg, ma sai che... Lei quanto pesa, tanto per avere un'idea? 93 kg. 93 kg? Vabbè, vedi, io poi sono certo, ma che sto ciccione qua, non è ciccione, è un po'... Sono un po' grasso, un po' sovrappeso. Piccolo, l'ottavo nano abbiamo detto. Esatto, sì. 100 kg, peso 118, quindi Igor, sono in linea, diciamo. Diciamo che sei quasi in linea, Cristina. Sono gli altri che parlano male di te, ma guarda che sei un bell'omino, Un bell'omino. Zio, arrivano i complimenti, Confermo. Tu sei meno proporzionato. È un bell'uomo. Guarda, mi stanno ricrescendo i capelli, mi stanno... Caro Filippo, è quella storia della tartaruga, no? Quella al contrario adesso, quella al contrario. Quella dalla parte della... Una volta l'avevo anch'io. La sua sta riposando. Sta riposando, già che la mia. E letargo, ma eternamente letargo. Benissimo. Bene, poi veramente potete rimanere qua fino a fine puntata, senza problemi, anzi. Ma ci dai qualche news? Noi vi vogliamo qui. Dacci una news, Filippo. Di cosa parlerà oggi il telegiornale di... Vai. Dai, non mi... Così. Ma abbiamo comunque delle notizie molto forti, per cui vi invito a seguirci alle 19. Ma forti? Fortissime. Non posso dire. Sport, attualità. Sport, cronaca, economia. Da che ora? Dalle ore 19 in diretta su Telefriuli. Ma quindi Monti ha telefonato anche qui, Monti. Monti continua a chiamarci ma non ci facciamo trovare. È pronto per stampare per tutti gli italiani soldi a go-go? Quello no. Quello non ancora. Si è rotta la macchinetta, ha detto che non se ne fanno più. Anche Monti ha detto che in 30 mesi mette a posto l'Italia, quindi non c'è problema. Speriamo che la Tecnocopy Buri ci aiuti a stampare, stampa. Alexis, invece tu hai qualche news, qualche bella notizia? Beh, vi invito alle 19, anzi alle 20 a seguire il telegiornale, anche perché abbiamo sentito un po' di tifosi dopo la vittoria di San Siro, dell'Udinese. Insomma, adesso i tifosi, sai che cosa sognano? Cosa sognano? Io posso dirti una cosa? Sognano i tifosi? Loro sognano, oltre allo stadio nuovo, sognano lo scudetto. Sognano magari la coppa, però ho sentito una dichiarazione poco felice di mister Guidolin, che io apprezzo e stimo moltissimo, che diceva: caro Pozzo, se vuoi lo scudetto devi cambiare allenatore. Sono il mister adatto per È vero, l'ha detto ieri in conferenza stampa. Ma l'ha detto lui, L'ha detto lui. Non è quel giornalista che vuole pompare. No, proprio è stato lui chiaro a dirlo. E Guidolin non è che batteva le mani, magari vede già... No, Guido Gomirato non è che batteva le mani perché lo vede già nella sua Inter? No, Guido non si è espresso in questa Non si è espresso, Guido. Avrei proprio voluto vedere Guido dopo la partita dell'Udinese contro l'Ila. Avrei proprio voluto vedere la faccia dopo il rigore di Pazzini sbagliato. Avrei proprio voluto vedere Pazzini Gomirato. scivolato su Pazzini, però ti voglio bene io. È scivolato. È scivolato sul gesso, è scivolato. Poi magari gesso. Il nostro portiere l'avrebbe parata comunque, però è scivolato, cioè, diciamo. Ma quindi tu ci confermi che mister Guido ha detto tutto ciò? Sì, te lo faccio anche sentire E poi. Pozzo, tu me lo fai sentire e vedere magari, ma e Pozzo cosa ha detto? Avete delle dichiarazioni di Pozzo? Arriveranno però. Perché qua Telefriuli è sempre pronta. Arriveranno, anche perché venerdì incontriamo proprio Pozzo, l'azione dei giornalisti, quindi sicuramente glielo chiederemo. Quindi cari amici, qui di notizie ne abbiamo veramente tante e caldissime, come la stufa che mi hai portato oggi. Hai capito? Le notizie sono fresche, non sono calde. È un fresco caldo. È il gergo giornalistico che richiede certi termini. Tu stai attento, Markel, perché tra un po' ti interroghiamo e dovrai farci un riassunto di quello che stiamo dicendo adesso. Quando sei pronto mi fai Allora io voglio invece pronto? voglio dire una cosa alla regia, che c'era Mario che sta per chiamare, quindi possiamo anche sentirlo, e poi c'è anche il contributo video di Markel e anche di Maurizio, perché sapete che lui è un Mister Universo, campione mondiale di bodybuilding. Sì. Ma friulano? Sì. Di Trieste. Di Trieste. Dillo cosa fai, dillo cosa fai durante il giorno, che quelle donne impazziscono, vai. Faccio l'autista degli autobus. Pensato, l'autista. Preciso, con la cravatta, il cappellino, Se qualcuno non ha pagato il biglietto, cosa succede? E firma di solito per l'eutanasia. È incredibile, bene. Devono prendere anche a usi. Allora Markel, grandioso, lui si sta preparando e quando parte lui, però la telefonata di Mario. Magari sai chiedere qualcosa su Guido. Non lo so, dovrebbe arrivare. Chiedo alla regia di vedere se arriva questa telefonata, di verificare. E quel famoso Mario, quello Mario che di Paolaro, avete avuto anche qui come ospite. Ma ti scrive anche degli sms, se non sbaglio, in diretta poltronissima. A me li scrive sempre su di te gli sms. Cioè? La bionda che scotta, Vuoi darmi il microfono? Filippo? Ma perché ho la febbre che scotto, scusa? Però mi dicono che sei la bionda che scotta. Linea. Abbiamo in onda? Pronto?
Pronto? Mario da Paolaro, buongiorno, ben arrivato. Mandi. Mario. Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo, forte e chiaro. Come lì, tutto bene? Molto bene, adesso è arrivata Filippo, Alex, insomma siamo una grande famiglia, alla grande, si sta da Dio, si sta. Ho visto lì che c'è la non è mica male quella lì. Buono Mario, per cortesia. La Spagola è rimasta a casa, sapeva che telefonavi, è rimasta a casa invece. Lo so che ti ho mandato un messaggio, cos'era, domenica sera, scrivere Mario, ho scritto Mauro di Paolaro. Gli ha scritto Mauro anziché Mario? Senti, mi stanno boicottando perché anche sentito te Senti, ti faccio il filo io, ho capito? Sì, ho visto il messaggio per Francesca, Me la saluti tanto allora? Come? Non ho capito. Me la saluti tanto? Certo, Senti, sì. Di che lei è la mia passione, tutta la vita. Hai saputo di Guidolin cosa ha detto? Ho sentito, mi piacerebbe vedere cosa dice Commirato perché è lui quello che poi commenta le cose come si deve, mica voi lì che siete buoni di niente. Voi dovete sapere che Mario è un fan di Guido Comirato, cioè vuole il poster, ti ricordi? Vuole il poster di Guido Comirato, chiaramente. Quindi accontentiamolo. Io ce l'ho il poster, me lo devo autografare. Ah, ce l'hai già tu il poster? Me lo devo autografare Commirato, è quello il problema. Ma Alexis, Ok, va bene, sì, non c'è ma problema. Guido Comirato c'ha i poster, veramente? No, ma probabilmente l'ha fatto lui. Secondo me gli ha fatto una bella foto. Come hai fatto ad avere questo poster di Guido Comirato, caro Mario? Ci ho fatto la foto e ho fatto l'ingrandimento. Hai capito? La foto di ingrandimento, grande. Va bene, Senti, Mario. un pronostico come il gatto Fastidius, tu puoi farlo sulla partita dell'Udinese questa sera? O domani Perché gioca anche questa sera, gioca? Domani sera, sulla partita di domani sera. Certo. Ecco, vince 1-0. Domenica. Domenica, contro il Chievo, Ha detto che vincerà 1-0, ha detto, E segna Clorex. Con la F, Florex, non Clorex, ho capito bene, Floro non la butta dentro. Prima o poi segnerà, voglio dire. Non porta tanto Posso chiedervi una cosa? Vai Mario. Ma quel signore lì, quello che è tutto gonfio lì, no? Che ha i muscoli, ma perché si porta dietro un tombino lì sulla panza? Come un tombino? Un tombino. Quale tombino, scusa? Quella roba gigante lì con oro e argento, cos'è il tombino che era raccattato su con l'autobus? Aspetta, scusa. Allora, questo tu vuoi dire il cinturone? Il tombino. Ma questo qui è un trofeo, guardatelo. Questo è il tombino per il campionato del mondo. Guarda, Ho capito, siccome ho sentito che facevi con l'autobus in giro, pensavo che ti fosse venuto su un tombino, per quello. Ti prego. Esatto, Va bene, esatto. incredibile. Sei un grande. Incredibile questo, va bene. Grande Mario. Grazie Mario, dobbiamo salutarti. Saluto anche il ragazzo lì, quello lì che fa rap lì, che ha rubato la maglietta a Spadino, che mi piace quella lì con quadri. E tra un po' ti dedicherà qualche rima sicuramente, Mario, sei il numero 1, Mario. 1-0 gol di Clores, mandi bien. No, Flores. Ciao Mario. Regia, riusciamo a mandare ancora un contributo video del nostro Maurizio, così intanto partono i saluti e dopo salutiamo assieme a Markel, grazie. Allora Pomino, siamo addirittura d'arrivo. Ci siamo qua. Mancano 3 minuti, guarda, 3 minuti. 4 minuti e 40, guarda, sappiamo tutto noi. Quando Markel vuole, intanto potrà anche deliziarci. Sì. Markel, sei pronto allora? Sei pronto? Attenzione, facciamo il gran finale, inquadriamolo, grazie, andiamo, vai, prego. Un momento solo. Ok, non avete temporeggiato. Che succede? È partito. La danza del ventre, del mio ventre. Base sua, è la sua base. Sì. Noi dobbiamo fare così. Dovete fare tutti insieme. Vai Alex. Abbiamo notizie fresche dal telegiornale Telefriuli, diretta regionale. Siamo qui in diretta da Mandibiello, spettacolo più grande dopo il Big Bang. Ok, non mi piace il calcio, non sono interessato. Passine scivolato, bella Guido Mirato. Ok, il tombino taggato IBFF, best friend BF. Ok, adesso c'è il mio contributo. Io sono qui sul seggiolino qua seduto, improvvisando, andando, non voglio fermarmi. Ok, sì, tutti quanti a tempo, tenetemi il tempo. Ok, sì, io resto sempre attento, resto sempre attento e vado avanti, non mi fermo. Ok, sì. E bella Igor,
Afrodito. Bella Igor, fammi un cenno con il dito, perché sai, se non lo fai io vado avanti all'infinito. Grandioso. Markel. Evidenziamo questo talento, si può evidenziare veramente. Markel negli studi di Mandy Biel. Sentirete parlare sicuramente di Markel per la prima volta. È la tua prima apparizione televisiva, questa oppure ne fate altre? Sì, no, è la prima. È la prima? Sì. A Mandy Biel. E allora un altro applauso. Per Friuli. Perché lo ricordiamo che siamo in diretta anche via streaming su www.albertoterrasso.it. Posso dirlo? Puoi dirlo. Alberto Terrasso, così è uno spasso. Vai, grande, grandissimo, grandissimo. Siamo in finale. Ma ad Alberto Terrasso non gli abbiamo fatto fare una figura del caso, no? Speriamo di no. Allora, ringraziamo Maurizio Boccoli da Trieste, autista di autobus ma campione mondiale, Mister Universo di bodybuilding. Grazie. Mi raccomando, porta sempre la dotazione sull'autobus. Mi raccomando, non si sa mai che l'atmosfera vada un po' giù e mettiamolo qua. Sai, È un momento opportuno. Una pompatina ci sta sempre, una pompatina. Ringraziamo Filippo, ore 19 questa sera il telegiornale di Telefriuli, grazie. Un caldo freddo, lo ricordiamo, un caldo freddo, Alexis, tu quando invece alle ore 19:30? Alle 20 c'è Alexis, mi raccomando, non perdetevela, grazie. Ringraziamo lo zio Sico. Zio. Dobbiamo salutarti, zio. Certo, è stato semplicissimo, estremamente semplicissimo, come sempre. Come sempre. E Quindi, poi con zio, te tutto è semplice. È semplice, caro zio. Anche con Nino D'Angelo è semplicissimo. Cambiate battuta. Pantegana Griezmann, guarda, questa volta non più Nino D'Angelo, D'Angelo Nino. La prossima volta abbiamo la lametta e taglierà come il Sono Poma. gelosi perché il Poma non può e l'altro ce li ha quasi bianchi, quindi capito? Non è vero. Ce l'ho grigi. Zio, dillo. Cosa? Quello che vuoi. Hai pochi secondi per dire quello che vuoi. A chi ti ha ascoltato, a chi ti ha visto da casa. Non ho parole. Non ha parole direttamente qui a Mandy Biel. Ringraziamo anche il DJ Ivan che ha curato la parte tecnica, Vieni grande con noi, supporto, Ivan. grazie. Grazie Ivan. Vieni in mezzo a noi, col microfono, vieni in mezzo a noi. E ringraziamo ovviamente Markel, che non è la Merkel, non Merkel, Markel. Fa vedere il sedere un attimo, fa vedere il sedere. Sai che la Merkel... Ringraziamo anche lo studio Macor. Grande. Ciao Saretta. Ciao Saretta. Salutiamo Filippo. Salutiamo la regia, salutiamo tutti. Tutta la regia, estremamente semplicissimo. Fede, CM, sempre a disposizione. I nostri cameraman. Lo ricordiamo che ci ritroverete questa sera in replica alle 23:30 circa. Dipende dalla Sabot, dipende sempre dalla Sabot. Altrimenti domani 25 ore dopo, quindi alle 15:30, ore 15:30 saremo qui e poi la domenica tra una partita di calcio e l'altra saremo sempre Mandy Biel. Ma se volete vedere alle 8 del mattino Udine 2-0, udine20.it, ovviamente anche la puntata in streaming. Ricordiamo anche la nostra pagina ufficiale, Mandy Biel, clicca. Mi piace. Poma, Igor Pezzi, è tutto, ci vediamo alla prossima. Mandy Biel. Ciao. Vai, il più grande